Amici bellini! Ah, vabbè, allora i like, penso 7.000. Quanti like devono mettere? Ah, è un 20.000, 20.000! Ah, 20.000! Allora, so il che fare. Significa che io praticamente, ma ve lo dico proprio in confidenza, io sono tornato dalle prove, che tenevo le prove stamattina, non si dorme, un po' di raffreddore, ma che ci vuoi fare? Le prove, tutto a posto, poi giusto il tempo di vedere il primo tempo, un mezzo intossico nel primo tempo, perché il Napoli vogliamo farla precisa, perché almeno il primo tempo ve la posso raccontare precisa, il secondo tempo siete voi nei commenti, vi siete iscritti al canale, perché io vi faccio vedere anche dei posti, gli amici che devono caricare le cose. Il Napoli comincia anche aggressivo, cioè vediamo se domani riesco a postarla una frazione di reazione alla cosa. Cerco di camminare piano, se no vi dice che vi viene mal di testa, e avete pure ragione voi, cieli azzurri dell'America. Il Napoli comincia anche aggressivo, poi però, e ve lo dico proprio con tutto il cuore, perché io sono stato il primo a dirvi che Kvara era un mostro. Kvara ha perso 3-4 palloni, nell'azione del gol forse lui deve essere piuttosto nell'inseguire l'avversario, si crea il vuotaccio, arriva il cross, si fa un po' di mosciaria a centro area, perché poi Di Lorenzo si perde Zaccagna, chissà in ritardo nelle uscite, qualcuno deve rompere e non rompe, Lazio in vantaggio. Dopodiché si sviluppa il gioco di Sarri, perché se noi andiamo poi a vedere il nuovo Sarri, il Sarri 2.0, che non sarà mai il Sarri di Napoli, che li giocano in contropiede, ragazzi, ma lo sapete benissimo, l'abbiamo visti benissimo. E vi ho anche detto che Sarri, questo soprattutto lo sanno gli abbonati, Sarri un gollettino lo prende sempre, in qualche modo lo deve prendere, e ne hanno presi 2. Bene, il Napoli insomma si rimette in carreggiata. Mi è piaciuto Mario Rui, amico di Mario Rui, là. Mario Rui ha giocato boh. Mario Rui ha servito di prima Kvara più volte, si creavano i presupposti. Ci vuole tempo per Oliveira, capiamoci, poi diventerà Teo Hernandez, va benissimo. Nel frattempo Mario Rui, secondo me ha fatto, poi non lo so nel secondo tempo, me lo dite voi, ma creava i presupposti, e allora è difficile poi rinunciare. CVC. Il Napoli si mette lì, cerca di increscendo, non creiamo tantissimo, però Kvara è un mostro. Kvara è un mostro, e non lo so se Spalletti continuerà a dire no, quello però deve vedere. Kvara, lascialo fare. Io sono stato il primo a dirvi, ve l'ho detto in questo video qua, deve essere piuttosto nelle cose così. Però se quello poi fa la rabbona e tira una botta, tira un missile che prende il palo, che non era proprio possibile, è già lì il Napoli poteva legittimare una sorta di pareggio. Poi salta di testa Kim la seconda volta, K Kvara e K Kim che segnano entrambi, e ci fa piacere perché questo è uno specialista evidentemente del colpo di testa, anticipa bene, poi marcato da Luis Alberto, quindi poca roba. C'è stata una mezza spinta di Kim, furba, una spinta furba, se i laziali poi protestano, perché poi nel secondo tempo pare ci fosse un rigore, non lo so, perché quella ha dato l'ammonizione, quindi io dovrò rivedere tutto e ve ne parlerò approfonditamente domani, quindi iscrivetevi al canale e lasciate i 20.000 like che diceva Tony. Quindi leggera spinta di Kim, però il Napoli pareggia. Dopodiché io devo scendere perché arriva Tony, dobbiamo andare, e quindi si passa a sentire un po' su Paramount Plus. Non si può guardare la partita mentre guidi, non si può far guidare Tony, perché preferisco guidare io. E il Napoli arrembante, il Napoli che conosciamo, il Napoli anche sprecone, che ne deve fare 5, ne deve tirare almeno 5-6 volte per poter ingarrare la porta. Un altro palo, se non vado errato, proprio di Osi, un colpo di testa di Zielinski che nel primo tempo mi era sembrato, qua può essere pure che litighiamo, secondo me nel primo tempo Zielinski era quello che faceva di più il pressing alto, e poi a seguire lo botto che così. Anch'issa l'ho visto un pochino addormuto, e sicuramente, perché poi ho sentito Carmine Martino in radio,
ha finito la partita in crescendo come è solito fare, perché poi si rende conto della forza degli avversari e gestisce le forze. Secondo me anche se è così. Poi mi dovete dire pure voi, ma lo scoprirò, se quando entrano Raspadori ed Elmas il Napoli effettivamente passa al 4-2-3-1 o mette semplicemente Elmas nella posizione di Zielinski e Raspadori nella posizione di Elmas. Questo si può fare tatticamente, non sono adattamenti pazzeschi, però alla fine la palla vagante Kvara la risolve con un'altra botta terrificante dopo qualche altro parata di Provedel che è stato comunque protagonista. Ecco quello che vi dicevo che non era successo con il Lecce. Stavolta secondo me si può dire che Provedel è stato protagonista, è stato Provedel agonista. Si può dire, e non credo di dire una cosa incredibile. Per il resto, che faccia dice? Di Lorenzo probabilmente un po' cresciuto rispetto alle ultime prestazioni che non ci avevano convinto. Bobotta l'ho visto anche nel primo tempo molto, molto elastico, molto dinamico. Bene così perché ci doveva essere la reazione nella giornata in cui io vi potrei parlare di più e meglio della Fiorentina, che ha fatto un monologo nel secondo tempo contro la Juventus. Milik ha segnato di pene, perché ha segnato di pene, e si sono chiusi tutti in difesa perché così giocano, e la Fiorentina non è stata cazzo di segnare un gol perché poi hanno pareggiato, non sono stati cazzo di fare la vittoria nonostante il monologo, perché quelli tutti in difesa. L'Inter ne perde una con il Milan, ne perde un'altra, la perde col Milan ma ne perde un'altra. Signori, il mio discorso resta in piedi, la Serie A è scarsa, potremmo approfittarne, si può ricreare la situazione dell'anno scorso. Attenzione, mentalizziamo questi ragazzi, facciamo gruppo. Spalletti deve fare il pompieraggio giusto, cioè un pochino sì, affari spenti, ecco, perché forse affari spenti è meglio, però i ragazzi sappiano che hanno un'occasione importante. Allora se tu devi fare questa rivoluzione, falla da protagonista, e si può anche fare. I'm so sorry, I'm talking like e quindi vi rendete conto dell'occasione? Allora calma, ovviamente prudenza, ovviamente non è successo niente, ma era importante perché contro Sarri io non voglio mai perdere. Questi erano i signori che mi hanno guardato e detto ma che un po' sciancati, e perché quella l'assicurazione costa una cifra. Allora io ho quest'idea che in America chi non si può permettere poi l'assicurazione sanitaria va avanti così, mo so zup, zup rest, si mangiano il pollo fritto, e io invece no, devo stare attento. Quindi ricapitolando, Spalletti out, mo Spalletti è puro perché è tornato al 4-3-3, vediamo la questione dei moduli, lo approfondiamo domani sicuramente, e facciamo un po' i risultatisti al di là. No, ma comunque il Napoli ha giocato bene, ha meritato, vittoria meritata, me l'ha scritto anche il mio babbo, e quindi bene così. Io vado a lavorare più sereno, più convinto, e mi chiamano perché allora devo un abbraccio da New York, no, nel New Jersey, Valerio Fluido è tutto, managgia